Oggi, come avete visto, sono qui a Ponte di Velo di Lusiana. Finalmente sono venuto a fare questo sentiero che mi ha veramente stracolpito già dalle informazioni che ho trovato e che non vedo l'ora di raggiungere e mostrare a tutti voi. E non vedo l'ora di arrivare giù a Laverda, paese dove vivono anche alcuni miei parenti. Escursione questa in sole andata di 3,4 km di lunghezza, 111 metri in salita, che presumo siano tutti qui all'inizio, e 369 metri di discesa per raggiungere appunto il paesino di Laverda. Sono le 13:48. Mamma mia, guardate che panorama si intravede già qui al di fuori della volta boscosa. Intanto occhi aperti perché sembra stia franando tutto, sia qui sia qua più davanti. Bellissime frasi, bellissima cartellonistica. Veramente sembra di tornare in un'altra epoca. Guardate che meraviglia, quanti aforismi qua appesi ai cartelloni. Non essere mai prigioniero del tuo passato, è solo una lezione. La natura è la mia terapia. La cattiveria è degli sciocchi, di quelli che non hanno ancora capito che non vivremo in eterno. Alcune persone portano la felicità quando arrivano, altre quando partono. Non dire dove ti fa male, perché solo lì colpiranno. Verissimo, direi che l'aforisma migliore di questo per concludere non poteva esserci. Mamma, quasi dimenticavo il più incredibile, guardate questo, se non è assolutamente vero. Ci sono persone che ti spezzano le gambe, ti vendono le stampelle e ti convincono che grazie a loro cammini. Intanto le campane di Laverda stanno battendo le 14. In queste contrade chi ci abitava commerciava castagne. Infatti ho scoperto che il sentiero dei Maronari non è per via delle piante lungo il percorso, ma perché i maronari hanno proprio queste persone che raccoglievano castagne e le usavano per cibarsi come piatto principale prima che arrivasse il mais, il frumento, i cereali che conosciamo oggi, e le commerciavano in cambio di o denaro oppure in cambio di altre merci che non c'erano. Questo sentiero partiva da Laverda o comunque da Velo di Lusiana e collegava entrambe, e poi veniva usato dalle genti di pianura per salire più su verso Lusiana in altopiano. Pensate a chi questi sentieri doveva farli quotidianamente o quasi in un po' tutte, dite il gallo, in un po' tutte le condizioni meteorologiche. Lidia e Antonio abitano qui e per certi aspetti vi invidio. Mamma mia, qui siamo di fronte a due ex titani di Castagnare, guardate che tronco. Mamma mia, che roba. Ormai purtroppo penso morto. Lì c'è un'ultima branca che, ma penso dallo scortecciamento sia deceduto interamente purtroppo. Guardate qui questo crollato. Chissà quanti anni avranno avuto, guardate che roba. E questo
ancora vivo. Che pezzi di storia. Laggiù scorre un torrente. Qui c'è appunto il tratto selciato che leggevo trovarsi a un certo punto del sentiero. Attenzione qui ragazzi che c'è un punto un po' più rischiosetto, e qui si pensa magari di mettere il piede sulle tavole, le tavole poggiano su nulla. Per probabilmente quello che dicevo prima, che le piogge torrenziali e improvvise negli ultimi anni hanno reso alluvioni molto più frequenti. Infatti probabilmente questo qui è proprio il segno sia del marcescenza del legno sia appunto delle piene che eventualmente scendono qui dal versante. Adesso proseguiamo verso Contrada Sasso. Dal ponte saliamo qui verso la salita. Un po' di salita qui, anche di una certa pendenza, fino a risuperare momentaneamente i 400 metri di quota. Ecco qua, arrivati a Contrassasso. Che casa e che panorama verso la zona da cui sono appena arrivato. (45 minuti a Laverda ancora). Ora camminiamo su strada. Lasciamo la strada asfaltata ed entriamo nel sentiero dal Sasso. Dopo un po' di sentiero si prosegue su questa strada. Ormai manca poco all'abitato di Laverda. Proprio bello qui il percorso alla sua fine, che passa a fianco alle case praticamente. Ecco qui, dopo 3,4 km e dalle 15:44 sono arrivato a Laverda. Escursione con dei bei saliscendi, con alternanza di mulettiere, strade asfaltate, sentierini proprio
spartani, carrabili. E ecco, sono giunto alla fine di questa mia escursione di oggi e niente, qui appunto da questa ridente cittadella di Laverda io vi saluto, spero abbiate apprezzato questo itinerario e ci vediamo alla prossima escursione.